La tristezza dell'ultimo giorno di aula alla provincia, alla gioia di diventare sindaco a Ravanusa, due momenti contrastanti, due momenti che esprimono sentimenti diversi. Sì, no, la gioia è sempre una gioia perché era un mandato che scadeva, sapevamo già che doveva finire questa esperienza alla provincia, viste le determinazioni dell'Assemblea regionale, l'impegno però continua e sono contento di essere stato eletto sindaco del mio paese per continuare l'impegno a favore del territorio, l'impegno a favore dei miei concittadini con un ruolo diverso che mi vedrà comunque impegnato come sempre con la stessa energia, con la stessa passione per dare risposte ai cittadini ed essere a servizio della comunità. Quali saranno i suoi primi impegni nei confronti dei suoi cittadini? Ma come abbiamo detto in campagna elettorale noi già alla prima giunta prenderemo dei provvedimenti drastici, ridurremo le indennità degli amministratori, riorganizzeremo l'assetto degli uffici comunali, ridurremo il numero dei dirigenti, già abbiamo pronta la convenzione che approveremo alla prima giunta con la Dedalo Ambiente per istituire il bonus alle attività produttive in modo che le stesse possano pagare meno come tassa sulla tassa dei rifiuti e poi istituiremo un ufficio per l'Europa per non perdere le opportunità che la Comunità Europea ci dà per fare arrivare fondi alla nostra cittadina. Che sindaco sarà Carmelo D'Angelo? Sarà un sindaco a disposizione di tutti, il sindaco della gente, a servizio della gente, che si impegnerà ogni ora, ogni momento per il territorio. Io ho detto che la stanza del sindaco sarà la stanza di tutti e sono lì a guidare questo paese aspettando i consigli di ogni singolo cittadino, i consigli che servono per dare impulso e cambiamento alla cittadina di Ravanusa. Come si muoverà nella composizione della giunta? Ma la mia è stata una proposta politica, io ho fatto un accordo con i partiti, sono il frutto di un accordo dei partiti, comporrò la giunta dando ai partiti la responsabilità delle scelte e credo che già i partiti siano pronti a dare i nomi per completare la giunta e credo che nei prossimi giorni potremo già partire con la squadra al completo per lavorare.